Benvenuti nel canale dell'azienda agricola Venture. Oggi andiamo avanti con quelli che sono i lavori qua nel nuovo impianto, anzi vi lascio in alto a sinistra il link per andare a recuperare l'ultimo video che abbiamo pubblicato la settimana scorsa sulla messa a dimora delle nuove barbatelle. E oggi invece proseguiamo con appunto i lavori che dobbiamo fare in questo vigneto. Il secondo step è quello di andare a piantare i pali. Noi utilizziamo dei pali di ferro e in questo video vi facciamo vedere un po' quelli che sono i lavori che dobbiamo fare, come li facciamo noi e vi spieghiamo anche un attimo come funziona il macchinario che usiamo nelle nostre zone. Allora, per piantare i pali noi ci appoggiamo a un terzista che ha questo macchinario che è praticamente un cingolato specifico adatto proprio per questa mansione. Ecco, questo macchinario si può usare per piantare i pali sia nei terreni più morbidi sia nei terreni più duri dove appunto i pali farebbero fatica ad andare giù. Infatti con l'ausilio del martello pneumatico, che è questo rumore che sentite ta 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 ta, si riesce appunto a piantare i pali anche nei terreni quelli un po' più difficili. In pratica si appoggia attraverso il GPS allo schema del macchinario che ha piantato le viti, in modo tale che siano in fila con la fila di viti piantate e a squadra tra i pali. Noi andiamo a piantare i pali ogni 5 viti e dato che ogni vita è distante dall'altra 90 cm ci troveremo ad avere un palo ogni 4,5 metri. L'operatore che sta sul macchinario attraverso la punta del macchinario, la punta battente, fa il foro, fa il buco. Noi andiamo a raccogliere il palo che abbiamo già steso in precedenza e lo infiliamo. E poi ci troviamo bene con un tubo di ferro ad accomodare la terra attorno in modo tale che dopo non si muova più. Questo è un macchinario particolarmente rumoroso, lo sentite anche durante il video che fa un rumore abbastanza importante ed è per questo che per lavorare tutta la giornata ovviamente bisogna avere le cuffie, altrimenti non si resiste neanche mezz'ora vicino a questo macchinario. Ecco, allora oggi abbiamo iniziato a piantare i pali nel vigneto nuovo e stamattina li abbiamo distribuiti in modo tale che adesso è venuto il terzista che con l'attrezzo appunto fa il buco e poi andiamo avanti a piantare appunto i pali che abbiamo distribuito. Ecco, allora oggi stiamo proseguendo con quello che sono i lavori nel nuovo impianto, nel nuovo vigneto. Stiamo mettendo giù i fili di ferri dopo che abbiamo già piantato chiaramente i pali, quindi il secondo lavoro mettiamo giù i fili di ferri, abbiamo messo giù un paio di fili di ferri di banchina e poi i fili di ferri che serviranno per contenere la parete fogliare. I primi due per contenere la parete fogliare vengono poi uniti da un distanziatore che viene applicato al palo in questo modo e poi attraverso queste asole si fanno passare dentro i fili in modo tale che rimangano aperti e poi quando ci sarà da chiudere in modo tale che la parete fogliare sia bella verticale non si fa altro che andare a chiudere questi distanziatori in modo tale da agevolare il lavoro. Ecco, questi distanziatori sono costruiti apposta in modo tale che si adattino perfettamente al palo, aderenti al palo, e qui si sfruttano due gancetti che ha appunto il palo in modo tale da infilarlo e rimanere ben adeso, perché questo gancio è importante che rimanga fisso per tutta la durata della vita del vigneto. È importante andare ad adattare la gestione di questi fili di ferro che tengono la parete fogliare in base al vitigno di cui si è scelto di piantare. In questo caso è Garganega, che è una varietà che purtroppo la crescita della parete la fa in tutte le direzioni tranne che nella direzione giusta, cioè dovrebbe accrescersi verticalmente e con i fili di ferro si va a chiuderli ed è un lavoro veloce. Con la Garganega purtroppo ha due difetti: uno che cresce più in orizzontale e tendente in basso invece che in alto, e il secondo difetto è che non si aggrappa bene ai sostegni, per cui è veramente una delle varietà che almeno nella nostra zona è più
è dannata proprio per fare questo lavoro. Allora, in questo caso abbiamo deciso appunto di avere due fili, i primi due che li chiudiamo in questo modo, in modo tale che poi i tralci si sviluppino in questo modo e rimangano chiusi. Poi nella parte superiore abbiamo applicato due fili fissi più in alto nella parte appunto finale del palo. Qua in mezzo passeremo con un attrezzo che si chiama legatrice a verde, attaccata a un trattore, che stenderà dei fili e faremo in modo che appunto verrà poi una bella parete dritta. Ecco, noi dopo siamo abituati a lavorare in questo modo, cioè mettiamo un filo più basso che è anche più sottile, che servirà per legare il tutore che andrà poi a essere piantato qui vicino alla vite. Quindi questo filo ci servirà per sostenere diciamo, il tutore e quindi poi la crescita della vite. Il secondo filo è di un diametro un po' più grande e ci servirà perché quando nei prossimi anni con le potature e il passaggio delle stagioni si accrescerà la vite, si arriverà più o meno a avere la testa della vite in questa zona e il tralcio di produzione andrà a essere legato su questo filo. Qua quindi praticamente l'idea che abbiamo noi è che in questa fascia più o meno si svilupperà il grosso del volume sia di foglie ma soprattutto di uva, e secondo il nostro punto di vista è una buona distanza dal suolo, perché ci consente sia di fargli passare aria sotto in modo tale che non si crea l'umidità e soprattutto appunto che se in caso di piogge l'uva resta abbastanza asciutta e quindi non troppo vicino al suolo. Questa è la nostra idea. Poi chiaramente in tutta l'Italia, in tutta Europa, Francia, Germania eccetera si vedono impianti completamente diversi, magari con delle impalcature molto più basse o addirittura molto più alte. Lì dipende veramente la gestione, l'idea che si ha in azienda. Forse non ci sarà sicuramente un metodo esatto per tutti, anzi non esisterà come quasi tutte le pratiche agronomiche. Noi nella nostra zona, nella nostra azienda ci troviamo bene in questo modo. Ecco, invece questa è la parte finale diciamo del vigneto, abbiamo un capo di qua, un capo di là chiaramente, viene applicato un palo di testata, cosiddetto è un palo un po' più grande, che viene messo un po' in obliquo, in modo tale che il filare poi viene tensionato da un filo di ferro un po' più robusto e che passi attraverso questo occhiello, che non è altro che la parte finale del tirante che abbiamo appunto messo giù. Si mette giù un tirante per ogni fila e ogni testata chiaramente poi viene messa in tensione, in modo tale che poi tutto il filare viene teso a regola. Ecco, allora dobbiamo andare adesso a tensionare i fil di ferri con questo attrezzo, una tendifili, che serve appunto per andare a tendere bene i fili in modo tale che siano perfettamente dritti e possano sostenere in modo corretto poi tutta l'impalcatura. Finito di mettere giù le barbatelle, i pali e stesi i fil di ferri, quello che ci resta di fare è quello di mettere i tutori a ogni vite. Quindi andiamo prima di stenderli, a distribuirli e poi andremo ad applicarli vite per vite in modo tale che poi le barbatelle quando si sviluppano possono crescere in modo corretto. Ecco, una volta aver piantato giù in terra i tutori, non ci resta che mettere due ganci, uno di ferro, è una sorta di graffetta che va ad assicurare il tutore al primo filo in modo tale che il tutore poi possa essere fisso, e il secondo invece è di un materiale più elastico di gomma e ci servirà per legare la barbatella al tutore in modo tale che poi possa crescere in modo corretto.
Adesso queste file qua le abbiamo già fatte, ci manca solo l'ultima da posizionare i tutori e poi applicare i gancetti e le ancorette alle barbatelle. Intanto noi ci salutiamo qui e ci vediamo al prossimo video.